bene? Sì? I bambini come sono? Sono stati preparati bene? Mi sembra di sì. Allora, adesso ritorniamo un po' indietro con gli anni e vi ricorderete per i più grandicelli che ogni edizione del festival c'era un quiz per testare un pochettino la preparazione di questi bambini, vedere la loro preparazione come anche scolastica, vediamo un po' come stanno andando. E intanto che si presentano qui facciamo entrare anche, siccome è una cosa seria questa, facciamo entrare il notaio con sua portaborse che, attenti alle risposte che daranno i bambini, daranno anche la classifica finale. Chi vince? Buonasera notaio, buonasera portaborse del notaio. Vallette perché sì, avete le... Intanto vi dico una cosa, anzi ve ne dico due. Una è che, come sapete, stiamo facendo anche una lotteria di carnevale, sempre per raccogliere qualche soldino per il palco del salone parrocchiale. Tra un pochettino qualche ragazzo delle nostre generali, se volete comprare i biglietti, domenica prossima ci sarà l'estrazione. Siamo arrivati, guardate, non vi dico poco, almeno 60 primi, quindi ottime probabilità di vincere. Bellissimi premi, dateci una mano e vediamo dove arriviamo con il palco. Bambini, siete pronti per il quiz? Eccoli qua, 3 maschietti e 3 femminucce, squadra A, squadra B, pronti. Intanto ve ne lancio una che mi sono ricordato di tanti anni fa. Buonasera bambine, buonasera bambini. Un anno abbiamo fatto i testunu, che sono gli indovinelli antichi, il bizzichese. Adesso ve ne lancio uno. Il primo che indovina senza dirlo lo scrive in un bigliettino e lo consegna al notaio. Il primo che darà la risposta giusta vincerà un premio sempre da consegnare domenica prossima. State attenti, non è per voi, questo è per i grandicelli. Il testuno, mare marezzo, ma mare no este, sud al giuchet, ma porco no este. Ripetiamo. Il testuno, mare marezzo, ma mare no este, sud al giuchet, ma porco no este. Bene, iniziamo il quiz, chi indovina lo scrive in un bigliettino, non lo dica al vicino, se no non vince niente. Allora, i bambini sono pronti? Bene, così. Sì, ok, perfetto, un pochettino più indietro. Allora vi ricordo il quiz come si svolge. Facciamo 5 domande, ok? 5 domande. No, non dovete rispondere, lascia il microfono, non dovete rispondere, dovete solo scrivere. Lascialo così, perfetto. Allora, il notaio qui è attento, dovete scrivere più velocemente possibile la risposta. Ok, chi gira per primo la lavaglietta verso il pubblico prende un punto. Ci siamo? Allora, prima domanda, andiamo veloci. Geografia. Qual è per grandezza il terzo lago d'Italia? 5 secondi di tempo. 1, 2. Affari vostri se non avete studiato, ragazzi. Non hanno studiato, abbiamo scoperto che non hanno studiato. Bene, la maestra vi sgriderà, vi tirerà le orecchie. Siamo arrivati a 5, abbiamo contato? Nessuno ha risposto? Avete scritto? Lago Maggiore? Lago Maggiore? Con una G si scrive, no, Lago Maggiore. Ah, cosa? Vabbè, ma non ho fatto in tempo. Voi non avete scritto niente, la risposta è sbagliata, non prendete nessun punto perché è il lago di Como. Seconda domanda. Di quale antica popolazione fu re Attila? 1, 2,
3, 4, 5, non avete studiato. Chi è che ha scritto? Dei cinesi, non mi sembra, no, non erano i cinesi, erano gli Unni. Domande più semplici, domande più semplici, va bene, andiamo con le domande più semplici. State attenti, questa è semplicissima, scusa, se fate una domanda semplice indovinate. Come non l'avete fatto? Studiate. Allora, attenzione, pronti? Chi ha creato il personaggio di Lucignolo? 1, 2, 3, 4, 5. Vediamo. Il cellulare. Qui ci siamo, però hanno girato prima il commento. Notaio, possiamo prendere per buona? Un punto per la squadra A dei bambini con Lodi. Qui andiamo con la religione. Catechismo. Don dottore, stia attento. Allora, state attenti, è un po' religione e un po' matematica. Per quanti danari Giuda tradì? 1, 2, 3. Gira la lavagna. 30 che ha girato prima, notaio. Un punto per le bambine. Siamo 1-1. Allora, questa, se non sapete questa, vi mando a casa. Allora, siete pronti? Allora, guardate che chi indovina questa vince, perché siete 1-1. Sì, il premio verrà consegnato chiaramente domenica prossima. Vi devo ricordare, anzi così vi tengo un pochettino, che i bambini che stanno cantando non è che cantano così giusto per cantare, c'è una giuria in mezzo al pubblico che sta prendendo punti. Vedremo poi l'ultima giornata, vediamo chi vince il 50° Festival dei Ragazzi. Allora, qual è? Siete pronti? Qual è il nome proprio della Delenda? Premio Nobel Nuorese. 1, 2, le bambine hanno girato prima, fate vedere. Avete scritto? Grazie a voi, avete scritto. Grazie a voi di aver partecipato. Hanno vinto le bambine. Bravissime. Potete andare. Ricordo che domani sera ci sarà un altro quiz veloce come questo. Grazie bambini, siete stati bravi lo stesso. Domenica prossima vi premiamo. Riprendiamo con le canzoni. Ospite, che abbiamo Pachito, chi canta? Bambini di nuovo? Riprendiamo subito il bambino, ok. Riprendiamo col festival, dai. Un brano che anche noi non abbiamo mai fatto.
battirai alle mani, e puoi farle vibrare, se fai come Simone, non puoi certo sbagliare. Adesso che hai capito certamente puoi giocare sempre con gli amici tuoi, come puoi vedere non è difficile, segui il riprende, battirai alle mani, e puoi fare vibrare, un po' di là, un po' di là, non puoi certo sbagliare. Non puoi certo sbagliare. Adesso che hai capito certamente puoi giocare sempre con gli amici tuoi.